che cresce col tempo, cambia e si trasforma. Tant'è vero che io posso dire che per me sono più innamorata adesso di mio marito che non quando ci siamo conosciuti. Mi ricordo bene del primo appuntamento. La sono andata a prendere e l'ho portata al cinema. Aveva un cappotto che sapeva d'armadio, non perché era sporco, perché sembrava tipo naftalina, tipo per riporlo l'inverno, era novembre, quindi l'aveva messo la prima volta. Stiamo insieme da 39 anni, sposati quest'anno 35. Il ricordo più bello della nostra storia d'amore è la nascita di nostra figlia. Festeggiavamo San Valentino quando eravamo ragazzi. Io ero molto contenta quando lui veniva a prendermi a scuola, mi portava il mazzo di fiori. L'amore per me è resistenza, è resistere fin dall'inizio alle difficoltà di quando un rapporto inizia, andare magari contro i pregiudizi, è resistere alle difficoltà ogni giorno, conoscersi caratterialmente, venirsi incontro nelle diversità. Ci siamo conosciuti tramite amici e poi una sera ci siamo visti a casa mia per vedere un film. Noi stiamo insieme ormai da 7 anni abbondanti. Il futuro per noi ancora è difficile immaginarlo. Siamo comunque agli inizi della nostra vita lavorativa. Abbiamo festeggiato San Valentino, in particolare il primo anno quando mi ha fatto la sorpresa mi ha portato in un ristorante a forma di nave. A me piace pensare all'amore come un sentimento che può essere l'amore per un figlio, l'amore per un genitore, ma anche fuori da una relazione tra persone, può essere l'amore per l'arte, l'amore per la natura, insomma l'amore è qualcosa di trasversale. A me piacerebbe avere una famiglia sicuramente, però penso che non deve essere un obbligo né una forzatura. Principalmente ogni persona dovrebbe trovare il suo equilibrio, la sua armonia con se stesso. Nel momento in cui io vivo una relazione di coppia, per me potrebbe essere tutti i giorni San Valentino oppure nessuno.